Congelata la decisione sulla caserma Gotti. Lo stop all'arrivo annunciato di nuovi profughi a Vittorio Veneto è arrivato dal governo nel pomeriggio. La sede è stata considerata non idonea. La proposta di utilizzare la caserma di Via Dante come centro di prima accoglienza non è più sembrata una soluzione ottimale e per questo è stata stoppata. Accolto così l'appello del sindaco della città della Vittoria, che lamentava soprattutto la centralità della caserma. A ciò si aggiungeva il fatto che Vittorio Veneto già ospita decine di profughi in attesa di ottenere uno status giuridico. Per alcuni la media saranno 6 mesi, 7 mesi o anche qualcosa in più. Poi nel momento in cui è stabilito il loro status giuridico, se ci sono delle variazioni o delle cose non accettate, possono fare ricorso e quindi il tempo si allunga. Nella struttura di Via Marconi trovano casa dunque una novantina di stranieri in tutto, provenienti per lo più dall'Africa ma anche dall'Asia e Medio Oriente, e quasi nessuno ha l'intenzione di fermarsi, aspettano soltanto lo status. Congelata la Gotti, il governo va ancora oltre e annuncia di voler avviare una ricognizione seria delle strutture e del loro inserimento nel contesto sociale. Sulla decisione interviene anche il senatore Sacconi. Il capogruppo di NCD si augura che la caserma Gotti possa essere inserita in un organico progetto di rimappatura funzionale della città e diventare il motore di una ritrovata prosperità.